Martedì 25 giugno, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. I temi di oggi: Catania città modello per i beni confiscati, e poi ancora la scure di Lega Ambiente in Sicilia, meglio non fare il bagno. Beni culturali, occorrono nuove norme. Approfondiremo tutto più tardi. Intanto la cronaca delle ultime ore: narcotraffico, estorsioni e autoriciclaggio, 112 arresti in una vastissima operazione antidroga dei carabinieri di Messina, che hanno smantellato un'organizzazione criminale attiva anche in Calabria, Campania e Lombardia. Sequestrati beni per oltre 4 milioni. Vediamo. 112 arresti, 85 in carcere, 27 domiciliari è il bilancio di una vasta operazione antidroga eseguita alle prime ore della mattina dai carabinieri del comando provinciale di Messina su richiesta della procura di Messina. Le accuse a vario titolo sono di associazione finalizzata alla detenzione, traffico, coltivazione e cessione di stupefacenti, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, porto abusivo e alterazione di armi, estorsioni e altri reati. I provvedimenti scaturiscono dagli esiti di 3 distinte indagini condotte dai carabinieri delle compagnie di Messina Sud e Barcellona Pozzo di Gotto, tutte sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, che hanno contemporaneamente disarticolato più organizzazioni criminali attive nel narcotraffico nella città di Messina, nel Barcellonese e nelle aree nebroidea e tirrenica della provincia, con collegamenti con strutture criminali in Calabria e soggetti attivi anche in Campania, Lombardia e all'estero. Sequestrati beni per un valore di oltre 4 milioni di euro. I particolari dell'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Messina, Palazzo di Giustizia, alla presenza del procuratore Antonio D'Amato. Rifiuti, arriva un'altra soluzione tampone: stoccaggio per 21 giorni a Lentini, quindi a Lentini si potrà utilizzare per poco meno di un mese. In serata è arrivata l'ordinanza d'emergenza del commissario Schifani, individuati siti alternativi, oggi stop alla raccolta. Né Gela, né Enna, né Siculiana. Non ci sarà migrazione dei rifiuti in giro per la Sicilia per fronteggiare l'emergenza creatasi nel catanese e in complessivi 200 comuni della Sicilia orientale. Poco prima delle 22 di ieri, il presidente della regione Renato Schifani, nella qualità di commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, ha firmato una ordinanza contingibile e urgente che mette una pezza alla situazione, ma guarda già anche alla soluzione a medio termine, se non definitiva. Nella sostanza, la discarica di Lentini, la cui chiusura per mancanza di autorizzazione agli impianti del TMB aveva creato l'emergenza, riapre per 20 giorni, ma soltanto per abbancare i rifiuti in un'area precisa di stoccaggio sotto stretta sorveglianza. Queste 3 settimane o poco meno saranno usate per completare le procedure e i visti di impatto ambientale, per riavviare proprio gli impianti di TMB, ovvero di trattamento e triturazione dei rifiuti indifferenziati, e tornare dunque alla normale operatività della discarica. Una soluzione a medio termine in attesa di un piano rifiuti complessivo che la Sicilia attende comunque da decenni. Successivamente al provvedimento di emergenza, i titolari degli impianti disponibili a collaborare avvieranno le procedure per la cosiddetta omologa, processo che in base alle caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche dei rifiuti consentirà di abbancarli in parte negli stessi impianti, limitatamente agli spazi disponibili. Al contempo verrà definita la procedura che consentirà la prosecuzione delle operazioni di smaltimento di questi rifiuti trattati da Sicola Trasporti per l'invio presso altri impianti fuori dalla regione. L'emergenza rientra dunque, ma è soltanto rinviata, e resta il tema degli extracosti, già più volte denunciato dai comuni siciliani. Brutte notizie per i titolari di concessioni balneari in Sicilia. La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso del governo contro la regione siciliana, ritenendo illegittima la proroga delle autorizzazioni. Né Gela, né Enna, né Siculiana. Non ci sarà migrazione dei rifiuti in giro per la Sicilia. Adesso vediamo il servizio che abbiamo appena annunciato sul rifiuto della proroga per le concessioni balneari in Sicilia. La proroga del termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni balneari della regione Sicilia è illegittima. Lo ha deciso una sentenza della Corte Costituzionale, che ha accolto il ricorso del governo, che rimproverava al legislatore siciliano di aver ecceduto dalle competenze violando la direttiva Bolkestein. Il differimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione, secondo il governo, corrobora la proroga delle concessioni demaniali
fino al 31 dicembre 2033, nonostante la legge statale avesse abrogato nel 2022 la proroga fino a quella data. La Corte ha quindi rilevato che rinnovare anche la possibilità di presentazione delle domande finisce con l'incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento e quindi rafforzando la barriera in entrata per nuovi operatori economici, un verdetto che arriva in mancanza di una normativa esaustiva. Ed entra in gioco anche la Corte dei Conti. In molti casi i canoni annuali sono irrisori e secondo un rapporto proprio della Corte dei Conti, da oltre 12.000 concessioni lo Stato incassa ogni anno appena 92 milioni di euro, una media di circa 7.600 euro a stabilimento, a fronte di fatturati medi stimati in 260.000 euro annui. Ballottaggi, anche in Sicilia vince l'astensionismo. Caltanissetta e Pachino vanno al centrodestra, a Gela prevale il Campolungo. Affluenza in forte calo per il secondo turno delle elezioni amministrative. Alla chiusura dei seggi ha votato il 47% degli aventi diritto, al primo turno quasi il 63%. Il dato nazionale scende ulteriormente in Sicilia, dove i ballottaggi si sono svolti soltanto in 3 comuni: Gela, Pachino e Caltanissetta, unico capoluogo di provincia. Qui alla chiusura dei seggi alle ore 15 si è recato alle urne il 38,2% degli aventi diritto, con un calo del 17,6% rispetto al primo turno. Ad essere eletto Walter Calogero Tesauro, candidato del centrodestra. Ha vinto il ballottaggio con il 52,36% contro la rivale Annalisa Maria Petitto, civica sostenuta dal PD, che ha ottenuto il 47,64%. Sarò il cittadino di tutti, senza colore e senza partito. Io sarò per tutta la città, nessuno escluso. Le idee non hanno colore politico. A Gela, comune di 75.000 abitanti in provincia di Caltanissetta, vince il centro-sinistra con Giuseppe Terenziano Di Stefano, con il 61,11%, che ha battuto la candidata del centrodestra Grazia Rita Cosentino, che ha ottenuto invece il 38,89% delle preferenze. Abbiamo portato avanti quello che era il nostro motto, di lavorare con la testa, con il cuore e con le gambe, e questo ci ha permesso di ottenere questo grande risultato. A Pachino per soli 10 voti il nuovo sindaco Giuseppe Gambuzza. Al ballottaggio ha superato la sfidante Barbara Fronterrè, che entrerà invece in consiglio comunale. E adesso il momento della rassegna stampa siciliana con il nostro Angelo Gagliano. Allora, cominciamo proprio da qui, cioè dalle amministrative in Sicilia e non solo. In realtà, Giornale di Sicilia, il titolo principale: il campo largo vince, ma fra Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle resta il gelo. Insieme conquistano il ballottaggio a Gela, divisi perdono a Caltanissetta, Barbagallo no alle fusioni a freddo. Queste le parole del segretario del PD. Nel resto d'Italia il centro-sinistra si prende tutti e 5 i capoluoghi di regione, mentre le altre notizie, restando in Sicilia, abbiamo parlato dei rifiuti, firmata l'ordinanza dopo lo stop a Lentini, provvedimento di Schifani, la spazzatura sarà divisa fra le discariche per evitare la crisi, e intanto alla Regione al via l'iter per stabilizzare gli ultimi 1000 ex PIP. Questa è la situazione. Ancora altre notizie, torniamo all'incidente. Vedete l'incidente sulla statale per Sciacca, l'incidente mortale con 2 vittime. Miriam ha saputo di avere perso il figlio, la disperazione della madre, ferita in ospedale, i test alla guida col tasso alcolemico elevato. E poi vediamo ancora dalla prima pagina questa fotonotizia che ritroveremo comunque su tutte stamattina le prime dei quotidiani. L'Italia si raddrizza all'ultimo respiro, europei di calcio 1-1 con la Croazia, Zaccagni al 98esimo evita l'onta del terzo posto dopo il gol del vantaggio di Modric, pochi istanti dopo aver fallito un rigore. Agli ottavi ci toccherà giocare con la Svizzera sabato pomeriggio alle 18. Per quanto riguarda invece il mercato in Serie B, il Palermo a caccia di un under, numerose le trattative per l'appunto i baby giocatori. Ci sono altri temi sulla prima pagina, ad esempio la visita di Orban a Roma. Sul PNRR siamo in regola, avremo i fondi, dice intanto la Premier. Delitto di pescare, questa è una storia incredibile che arriva
dall'Italia, uccisa a 16 anni, fermati 2 liceali di buona famiglia, sotto shock proprio Pescara. E invece il conflitto in Ucraina, in Russia, torna l'incubo del terrorismo, l'ISIS dietro l'attentato in Dagestan, da Mosca altre minacce intanto agli Stati Uniti per l'attacco dell'altro giorno in Crimea con i missili da parte di Kiev. Adesso andiamo alla prima pagina della Sicilia, il titolo principale: rifiuti in sosta nel maxi impianto. Quindi arriva l'ordinanza, c'è una soluzione ponte in attesa dello sblocco della Sicula Trasporti, arriva in tarda serata l'ordinanza con cui la Regione spera di evitare il caos rifiuti, ha avviato l'iter per lo sblocco della discarica di Lentini, si prevede lo stoccaggio nello stesso impianto, individuati siti alternativi, intanto oggi salta l'indifferenziata. Questa è dunque la situazione. Lentini si ribella, non possiamo essere la pattumiera di tutti, questo è quello che insomma si dice in paese. E poi le amministrative a Caltanissetta, leggiamo: Caltanissetta e Pachino vanno al centrodestra, Gela vince il Campolargo, ballottaggi, grandi città ai Dem, insomma all'opposizione rispetto al governo nazionale. Il miracolo, scrive in prima pagina la Sicilia, perché un miracolo è stato il gol di Zaccagni. L'Italia acciuffa la Croazia al 98esimo con un gol di Zaccagni e va agli ottavi con la Svizzera. Poi ancora Sicilia, bocciata sulle concessioni, proroga balneari è illegittima, lo abbiamo sentito anche prima nel nostro servizio, e il nodo dello stretto, il DL Infrastrutture, ok al progetto ponte anche in varie fasi, elasticità sui costi. Ma ci sono altre notizie: l'orrendo delitto di Mascalucia, ricorderete la bimba uccisa dalla mamma, poi insomma sotterrata vicino casa, hanno rapito mia figlia, invece l'aveva uccisa, chiesti 30 anni di carcere. E alla Scogliera di Catania c'è stato un tentativo di stupro su una bagnante, la donna si è difesa, ha urlato, il bruto è stato arrestato. Questi fatti di cronaca, ma vediamo un po' nei particolari. Arriva dunque la soluzione ponte per quanto riguarda i rifiuti, stoccaggio per 21 giorni a Lentini, la firma in serata, individuati siti alternativi, oggi stop alla raccolta. Vediamo un po' di capire ancora. Intanto la richiesta della revoca della nomina di Schifani, gli ambientalisti insistono, no ai poteri straordinari. E per l'emergenza siccità il Codacons e il signore delle autobotti, qualità acqua da verificare, e i sindacati reclamano un posto nel tavolo tecnico anticrisi. Schifani e Di Mauro non ci escludono. Leggiamo ancora sempre a proposito di rifiuti, intanto Lentini va oltre la crisi e rilancia, non siamo la pattumiera dell'isola, il comitato civico chiede la testa dell'assessore Di Mauro, ci ha presi in giro. Questa è la situazione, ma intanto c'è un impianto, quello di Motta Sant'Anastasia, il caso Oikos, giudizio pendente, ma è inserito tra i siti alternativi alla discarica di Lentini. Andiamo a vedere ancora, sempre dalle pagine interne della Sicilia. Caltanissetta ritorna al centrodestra, Gela premia la scelta del Campolargo, all'Azzurro Tesauro siamo a Caltanissetta, il 52,36%, Peritto resta dietro di 1000 voti, astensionismo record. E intanto invece a Gela Terenziano Di Stefano al 61% stravince sulla candidata tecnica Grazia Cosentino. E anche avete visto e leggiamo insieme, vittoria Gambuzza sul filo di lana, rimonta riuscita per 10 voti a Pachino, esulta Forza Italia. Erano i 3 comuni al ballottaggio nella nostra regione. Vediamo ancora dalle pagine interne, progettò di eliminare la figlia, condannare Martina a 30 anni, la requisitoria dei PM, i numeri dell'orrore, inferte 16 coltellate, 17 minuti per uccidere, davvero una storia atroce quella che viene ricostruita stamattina dalla collega Laura Di Stefano sulle pagine della Sicilia. A Catania, vedete, mercati storici, cambiare si può, il sindaco soddisfacente il bilancio in piazza Carlo Alberto, qualche problema in più lo abbiamo registrato in via Pardo, emergenza di scarica, la prima giornata con le nuove regole in vigore alla fiera e alla pescheria. Ancora dalle pagine dei quotidiani siciliani,
La Gazzetta del Sud, rifiuti, emergenza scongiurata, Schifani firma l'ordinanza, conferimento ancora per 20 giorni, una soluzione tampone dopo la chiusura degli impianti di Lentini e la notizia delle comunali e ballottaggi, capoluoghi di regione tutti alla centro-sinistra. Abbiamo detto cosa è accaduto invece nella nostra regione. Pescara, uccisa a 16 anni con 25 coltellate, una notizia veramente drammatica, affari di droga, fermati 2 coetanei, figli di un avvocato e di un maresciallo dei carabinieri. Queste sono le vicende che vengono raccontate su questa storia. Il decreto infrastrutture è un sostegno al ponte, non c'è più la scadenza del 31 luglio e si rafforza l'organico della società Stretto di Messina. Ciucci, non cambia nulla sui tempi, non c'è alcun ritardo e il voto del CIPES arriverà entro la fine del 2024. Il decreto del Consiglio dei Ministri stabilisce che la progettazione esecutiva potrà essere approvata anche per fasi costruttive. Adesso andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica Palermo, che ha un titolo legato alla movida violenta, un Far West senza sceriffi, questo è il titolo. Le aggressioni, l'ultimo episodio di una lunga serie sabato scorso, quando un 29enne è stato picchiato da un gruppo di ragazzi. Se accadeva nel vicolo sarai morto, queste le parole della vittima. Le istituzioni, nessuna pattuglia vigilava nella zona del raid delle baby gang. Il sindaco Lagalla, la città è sicura, ma il prefetto convoca tutti sull'emergenza ordine pubblico. E poi ancora si avvicina il processo per la strage di Altavilla, la regista Sabrina Fina, ho fatto solo del bene. Queste sono le sue parole. Poi si parla anche di amministrative e ballottaggi. Gela al campo largo, Caltanissetta e Pachino alla centrodestra. E ancora nelle pagine interne andiamo a vedere quanto accaduto e quanto accade a Palermo, pestaggi e aggressioni. Il centro è terra di nessuno. I giovanissimi scorazzano nelle strade cercando la lite, pronti a chiamare gli adulti in aiuto. L'ultimo episodio di una lunga serie, sabato, quando il 29enne è stato picchiato dopo un rimprovero da alcuni ragazzini. La zona del Teatro Massimo in Far West, la sera mancano le regole e anche i controlli. Situazione davvero complicata da questo punto di vista. E per la strage di Altavilla, vedete la regista Sabrina Fina, ho fatto solo del bene. La donna coinvolta negli omicidi insieme al marito avevano il demonio dentro, queste le sue parole. Poi c'è una ricostruzione delle varie tappe della vicenda. In 4 viene racchiuso questo dramma che è avvenuto ad Altavilla. Mi fermo qui per la rassegna stampa regionale. Benissimo, facciamo una breve pausa e fra poco invece daremo un'occhiata ai quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa nazionale con Angelo Gagnano. E allora la prima che andiamo a vedere in apertura è quella di Avvenire. Il titolo lo leggiamo insieme: gli ultimi della fila. Ancora un rinvio in Consiglio dei Ministri per il varo del pacchetto svuota carceri, fondi scarsi, progetti restati sulla carta, sul caporalato. 15 anni di allarmi a vuoto, lavoratori sfruttati e detenuti al centro delle promesse che sono state tradite. Le priorità dei governi sono sempre alte, questo scrive stamattina il quotidiano dei vescovi cattolici. E poi vedete questa foto che è davvero emblematica: Sardegna e Sicilia divorate dalla sete, il nord sotto le piogge, le isole desertificate. E poi ballottaggi al centro-sinistra, l'autonomia passa dal Colle al Partito Democratico e alleati 7 comuni, riforma al vaglio, un messaggio alle Camere. E poi lasciamo Avvenire, siamo sulla Stampa. Le grandi città premiano il Partito Democratico, la Schlein, gli italiani bocciano riforme e taglia alla sanità, la russa questa legge elettorale non va, i Dem conquistano Perugia e Potenza, si confermano Firenze e Bari, a destra va Vercelli, Rovigo e anche Caltanissetta, come abbiamo già detto. E poi ancora Meloni e l'amico Orban separati nell'Unione, il voto della Francia nell'Unione Europea senza bussola. Dal
dalla prima pagina sempre della Stampa, anche qui si richiama, si grida al miracolo italiano. Leggiamo dunque: Modric porta in vantaggio la Croazia, gli azzurri trovano il gol qualificazione a 7 secondi dalla fine, Zaccagni eroe per caso di una partita sbagliata. E poi un richiamo invece, un'analisi su quanto sta accadendo in Russia. Jihad in Caucaso, l'incubo di Putin, perché distratto evidentemente dal conflitto in Ucraina ha evidentemente dovuto concentrarsi su altro e ha perso di vista quello che potrebbe essere il terrorismo, che è una minaccia. Vediamo il Corriere della Sera. Sulle città prevale il centrosinistra, questo per le amministrative, il PD vince nei capoluoghi di regione, tenute Firenze e Bari, al centrodestra Lecce e Caltanissette, ballottaggi, la Schlein anche Perugia a noi, risultato storico, messaggio per il governo, l'affluenza si è fermata a poco sotto il 50%, al 47,7% il dato ovviamente nazionale. E poi ucciso a coltellata a 16 anni, questa è la notizia di cui già parliamo da questa mattina, 2 coetanei sotto accusa, tra i fermati c'è anche il figlio di un carabiniere. E ancora Meloni e Orban divisi su Kiev, sintonia su migranti e difesa. La foto che leggiamo anche qui sugli europei di calcio, un finale da brividi, pari con la Croazia, agli ottavi ci tocca la Svizzera, lo ricordiamo, sabato pomeriggio alle 18. La prima pagina adesso anche di Repubblica, che ha il titolo di apertura proprio sul voto amministrativo. La rivincita della sinistra, la coalizione progressista si aggiudica tutti e 6 capoluoghi di regione, Schlein un voto storico, le città hanno bocciato la destra, il risultato premia le donne candidate, affluenza in forte calo, si ferma al 47,7%, la russa, ora cambiamo la legge elettorale, via al doppio turno, Gelo, Meloni e Orban divisi su Ucraina e alleanze, non puoi entrare nei conservatori. E poi questi sono i numeri che vengono rimessi su quanto accaduto praticamente in queste amministrative, risultati del primo turno e poi anche il ballottaggio, la sintesi. L'intervista alla neo-eurodeputata Salis: non sarò l'anti-Vannacci ma lotterò per i senza casa. Queste sono le sue parole. Agli europei pareggio con la Croazia, la festa azzurra, gli azzurri agli ottavi per il rotto della cuffia. E anche su Repubblica, adolescente ucciso con 25 pugnalate da 2 coetanei, tutto questo accaduto come detto a Pescara. Dalla prima pagina di Repubblica adesso al Fatto Quotidiano, eccolo qui il titolo: Nordio sconfessato, attenzione, eccolo qui, niente svuota carceri perché Forza Italia e Lega i reati li scelgano i politici. E ancora vedete il titolo principale, lo leggiamo insieme: destra Capone e ballottaggi, la russa vuole smontarli, la legge va fatta alla siciliana, così scrive stamattina il Fatto Quotidiano. Il Presidente del Senato: niente secondo turno se prendi il 40% al primo. E ancora dalle prime pagine, stavolta leggiamo il Giornale. Meloni Orban, patto sui migranti, è il titolo più importante. L'incontro a Roma, accordo sulla difesa dei confini, ma sull'Ucraina posizioni diverse. E poi il commento: l'esito dei ballottaggi, la sinistra si salva ma parla di vittoria. Anche qui l'Italia pareggia all'ultimo secondo, qualificazione miracolo agli ottavi. Un commento: prima tanta mediocrità, poi ci salva la buona stella. Insomma, questa è la sintesi di quanto è accaduto ieri sera all'Ipsia per il Giornale. Andiamo a leggere anche Libero. I valori immobiliari della famiglia Salis, compagni con il villino, una casa da 160 metri quadri da $500.000 a Monza e una in montagna, eppure la figlia occupava. La Lega denuncia, la denuncia istica a delinquere. E ancora Firenze e Bari, riserve indiane del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, ballottaggi, Dem e Grillini si tengono le roccaforti. E andiamo adesso a vedere anche altre prime pagine. Siamo sul
Sul Tempo, eccolo qui, doppia morale a sinistra che para Salis, le giravolte di Papà Roberto e Salis smascherati, bufera sull'onorevole abusiva da Renzi a Molteni, problema di legalità a Roma, le occupazioni costano 72 milioni. E poi ancora il piano di Salvini, il capitano salva Bossi e riparte da Vannacci. Intanto la Meloni incontra Orban, la via stretta verso il PPE e Tajani lancia Fitto. Questo è sono i titoli più importanti e principali stamattina sui quotidiani nazionali. Andiamo a vedere anche La Nazione. Sindaci, il PD vince nelle grandi città, Schlein più salda ma il governo non rischia, Meloni Orban, divorzio sull'Europa, femminicidio alle case popolari, 65enne trovata morta nell'alloggio avvenuto a Firenze. E poi ancora, vedete, all'ultimo respiro il titolo, il riferimento a quanto accaduto ieri sera agli europei. Abbiamo ancora da leggere qualche prima pagina, vediamo subito, vedete la prima, eccolo qui, con Milano Finanze che ha titoli strettamente economici. Unipol apre al monte, si possono creare opportunità come con Carige, dice il presidente della compagnia, confermando lo scenario anticipato proprio da Milano Finanze. I titoli corrono in borsa, sono giochi chiaramente di carattere finanziario che vengono riportati. Poi l'Osservatore Romano che torna a quanto avvenuto in Dagestan, il terrore in Dagestan, attacchi simultanei nella Repubblica Russa, almeno 19 morti, tra cui 15 agenti e 4 civili, tra le vittime anche un sacerdote ortodosso, sono stati uccisi 6 terroristi, bilancio certamente molto molto pesante. E siamo in chiusura con intanto gli ultimi 2 titoli che arrivano dal secolo XIX, che ha in primo piano l'Italia va avanti all'ultimo secondo. Leggiamo poi ancora la Gazzetta del Mezzogiorno che ha le amministrative in primo piano. Leccese, sindaco di Bari, il candidato del centrosinistra batte nettamente Romito e la poca affluenza. E adesso, per chiudere, visto che abbiamo parlato tanto di Italia questa mattina, vediamo anche il titolo della Gazzetta dello Sport. Si fa riferimento tutti al miracolo, eccolo qui, Miracolo Italia pari al 98esimo, siamo agli ottavi, batticuore azzurro, Gigio para tutto, puniti da Modric, Zaccagni ci tiene vivi con una magia finale e sabato ci sarà la sfida con la Svizzera. Questo è dunque quello che scrive la Gazzetta, che poi nelle pagine interne, vedete, parla di orgoglio Spalletti, passato il turno meritatamente, ma facciamo cose illogiche, in riferimento al comportamento della sua squadra che nel primo tempo ha giocato in un modo, nel secondo in un altro. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa, ma non è conclusa certo la nostra trasmissione. Adesso un'occhiata al tempo con il nostro metodo. Più tardi parleremo dei beni confiscati alla mafia, e a Catania le cose funzionano più che altrove. Si può parlare addirittura di modello nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì, tempo ancora instabile al centro-nord con fenomeni concentrati principalmente nelle ore pomeridiane. Al sud e sulle 2 isole maggiori, dunque in Sicilia, la situazione si presenterà piuttosto variabile, specialmente sul comparto settentrionale e su quello occidentale. In mattinata avremo possibili piovaschi che tenderanno via via ad esaurirsi con il passare delle ore. Un pomeriggio dunque con prevalenza di sole e di stabilità, con valori massimi diurni che non subiranno particolari variazioni. Per la giornata di mercoledì il contesto dunque si presenterà stabile su tutta l'isola, una giornata dunque soleggiata con cielo sereno o al più di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche velatura, qualche nuvola in più in serata, specialmente sul versante ionico. Temperature massime diurne che non andranno oltre i 32-33 gradi. Con questo è tutto, dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
Buongiorno Sicilia, eccoci in diretta con un ospite, l'assessore ai beni confiscati del Comune di Catania, Viviana Lombardo, benvenuta, grazie per essere con noi. Allora, parliamo di questa questione dei beni confiscati, che spesso sentiamo dire non funziona, la legge non funziona, la procedura è complicata, si confiscano i beni e poi non si capisce che fine fanno. Invece a Catania le cose vanno al contrario, molto bene. Sito emblematico recente è stata questa ex discoteca Empire di via Zolfatai, è vero? Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Intanto, allora, a parte avere di recente riaperto le porte dell'ex discoteca Empire, ci ha emozionato molto perché è un luogo simbolo della città di Catania, per noi giovani in particolare, mi metto anch'io tra i giovani ancora, perché solo abbiamo che mosso era un luogo che in realtà gestito da persone... Sì, diciamo è stato emozionante rientrare lì, sia perché è un luogo molto bello, ancora ben tenuto, un immobile di pregio, si trova in pieno centro storico, da un passo dalla fermata della metropolitana, è ancora tenuto benissimo, un immobile prestigioso che vale quasi 4 milioni di euro, che era davvero un peccato tenere chiuso, quando invece in realtà si può utilizzare per tanti scopi del terzo settore. Quindi... Catania ne ha tanti di beni acquisiti, vero? Più di 150? Assolutamente sì, non tutti sono immobili, non sono fabbricati, alcuni sono anche terreni, ma la gran parte sono immobili. Come dico sempre, tanti sono piccoli appartamenti all'interno di condomini, per questi chiaramente è un po' più difficile la gestione, perché spesso diventano un costo morto per l'amministrazione, in quanto se non vengono utilizzati comunque generano degli oneri, quali ad esempio gli oneri condominiali, che comunque vanno pagati. Quindi poterli utilizzare, poter dare la possibilità al cittadino di utilizzarli o alle associazioni del terzo settore è certamente molto importante, oltre che dal punto di vista simbolico, perché il bene viene utilizzato per uno scopo meritevole di tutela, ma tra l'altro consente all'amministrazione di non avere più questo costo fisso. Poi delle volte rimangono i familiari, è vero? Allora, più che rimangono i familiari, accade che nel tempo che intercorre tra il decreto di trasferimento al comune da parte dell'Agenzia Nazionale e l'utilizzo che poi realmente se ne può fare, i familiari della persona a cui è stato sottratto l'immobile se ne riappropriano e quindi vengono occupati abusivamente. Lo sgombero è abbastanza complesso perché richiede un procedimento interforze anche con prefettura, chiaramente forze dell'ordine, e comunque, come succede anche nelle ipotesi di sfratti, coloro che vanno via spesso vandalizzano gli immobili, quindi per noi poi amministrazione comunale recuperare questi immobili per poterli utilizzare diventa un po' complicato. E poi è un fenomeno nazionale. È un classico, diciamo, è una condotta assolutamente da condannare, però diciamo che è un classico anche dei classici sfratti, no? Chi se ne va cerca di non rendere utilizzabile il bene per chi verrà successivamente. Il Comune e lei avete chiesto finanziamenti nell'ambito del PNRR, per fare cosa? Allora, come dicevo, visto che il Comune di Catania non ha risorse a sufficienza per poter ristrutturare e poter utilizzare poi questi immobili, spesso abbiamo attinto a risorse eterofinanziate come PNRR e anche fondi PON Metro. Chiaramente per poter rientrare in queste misure l'utilizzo che si vuole fare di questi beni deve essere meritevole, deve essere ritenuto tale. Ad esempio in un caso è stata utilizzata una misura per ristrutturare una grandissima villa che sarà utilizzata come rifugio per donne che sfuggono dai propri carnefici, quindi donne in condizioni di fragilità. Guardi, allora è proprio il decreto con cui l'immobile viene trasferito al Comune che già ci indica quali sono gli utilizzi che dell'immobile stesso va fatto. Quindi in questo caso c'è stata data la possibilità di utilizzare tale villa per le donne in condizioni di fragilità. In un altro caso, che questo è il mio fiore all'occhiello, quello di cui vado fiera veramente, stiamo utilizzando un bene confiscato dalla mafia che si trova in via Monte Sant'Agata, quindi alle spalle della Vietnam, zona centralissima, per farlo diventare sportello per i beni confiscati dalla mafia. Quindi per la prima volta all'interno del comune di Catania, e credo anche dei comuni siciliani non ce ne siano ancora, esisterà uno sportello a cui i cittadini e le associazioni potranno rivolgersi ogni qualvolta avranno necessità di chiedere informazioni sui beni confiscati dalla mafia, e viene fatto all'interno di un bene confiscato dalla mafia ristrutturato con fondi PNRR, e questa ristrutturazione, questa operazione verrà conclusa entro il 2024, quindi a fine anno inaugureremo questo
questo sportello. Complimenti, noi verremo a salutare questo passaggio importante. Lei sta tra l'altro provvedendo a cambiare un po' le procedure, vero? A snellirle. Perché Allora, è lì che è forse il punto. Per questo devo ringraziare tutto il Consiglio Comunale e l'amministrazione guidata e capitanata dal sindaco Trantino, perché io ho portato in Consiglio Comunale un regolamento che tra l'altro era già in bozza, diciamo, dalla precedente amministrazione, da chi mi aveva preceduto, ma i consiglieri comunali l'hanno accolto con grande favore, tant'è che è stato votato all'unanimità, quindi non ci sono state spaccature di sorta neanche tra opposizione e maggioranza. Ma questo è importante, perché si è realmente compresa l'importanza di questo regolamento. Tale regolamento, approvato a marzo del 2024, va a sostituire un regolamento del 2014, chiaramente dopo 10 anni. C'era necessità non solo di snellire le procedure, ma anche di adeguare la normativa al passo coi tempi, chiaramente. Certo. Quindi, si è fatto esperienza, diciamo, di come funzionano assolutamente le cose. Sì, assolutamente sì. Faccio un esempio. Noi abbiamo un immobile che si trova in Viana, poi un supermercato sociale, un supermercato che apparteneva a un noto boss della malavita locale, che per ben 3 volte abbiamo cercato di ristrutturare, abbiamo bandito la gara, abbiamo cercato di fare in modo che qualcuno lo ristrutturasse e poi venisse dato in gestione. Nessuno ha partecipato per motivi che non conosciamo ma che possiamo intuire. Con questo regolamento si prevede la possibilità che dopo 2 volte che l'immobile viene messo a bando e non viene assegnato, si possa procedere con affidamento diretto, affidandolo a delle ditte che nel passato si sono occupati di recupero di beni confiscati alla mafia. Quindi lo Questo è fate solo un d'ufficio esempio. in qualche modo. Questo è solo un esempio, però chiaramente ci consentirà di non lasciare gli immobili fermi per 10, 15 anni, 16 anni, eccetera. Ma è questo il problema che c'è a livello nazionale? È questo qui? Questo è uno dei problemi. Non sempre accade, però sono accaduti nel passato anche episodi di questo tipo, ma il fatto che il regolamento sia così moderno, diciamo, che abbia snellito un po' le procedure, non deve fare pensare ad un calo di attenzione. Io questo tengo a precisarlo, c'è sempre una massima trasparenza e la garanzia soprattutto che questi beni siano comunque realmente affidati al terzo settore, associazioni del terzo settore, e mai utilizzati per scopo di lucro alcuno, tant'è che abbiamo voluto inserire all'interno di questo regolamento nuovo, appunto approvato e quindi vigente, un osservatorio permanente che viene costituito all'interno del Comune di Catania, ma a cui possono aderire tutte le associazioni che desiderano, ovviamente, che sono iscritte al RUNS e quindi al terzo settore, e facendo semplicemente domanda al Comune di Catania. Questo osservatorio si riunirà con cadenza semestrale, anzi addirittura anche con cadenza più frequente qualora ce ne sia la necessità, proprio per vigilare sull'assegnazione dei beni. Quindi da un lato abbiamo snellito delle procedure, ma dall'altro lato abbiamo anche inserito delle garanzie, perché secondo me parliamo un attimo dei beni catanesi che sono stati, diciamo, confiscati. I terreni, per esempio, dov'è che si trovano? Allora, terreni ve ne sono tanti. Tanti si trovano nella zona industriale, molti anche nella cosiddetta piana di Catania. Per esempio il mio predecessore, quindi colui che aveva la delega prima di me, in uno dei terreni aveva fatto della raccolta di arance con altre associazioni che avevano voluto aderire, e poi avevano creato la marmellata d'arance che veniva distribuita non solo nelle scuole ma anche presso la Caritas e altre associazioni. Io di recente ho avuto la consegna di un bene che si trova a Zia Lisa, proprio su via Zia Lisa, e noi non abbiamo canili, ad esempio, no? E allora mi è stato chiesto di poterlo utilizzare per creare il primo canile comunale. Noi non abbiamo un canile nostro, abbiamo canili convenzionati, ma non ne abbiamo uno di proprietà del comune. Siccome si tratta di un terreno che è lontano dal centro abitato e quindi non ci sarebbe nessun disturbo per la quiete dei cittadini, si è pensato di realizzare un canile. Cioè noi cerchiamo di utilizzare questi beni proprio per andare a sopperire a quelle che sono le carenze, le mancanze anche della stessa amministrazione, ma chiaramente soprattutto per rendere un servizio alla cittadinanza. È importante avere il primo canile comunale, grazie anche... Sì, è probabile che verrà realizzato questo. Abbiamo già fatto un sopralluogo con l'ASP e anche con la direzione, è molto probabile che... invece gli immobili, lei diceva, una buona parte sono piccolissimi appartamenti, gli altri? Allora, intanto preciso, quelli che sono piccoli appartamenti, che sono circa 70, saranno destinati all'emergenza abitativa, che
non è una cosa da poco, perché certo. a noi capita spesso che anche con la prefettura, quando c'è la necessità di sgomberare degli immobili che sono occupati, ahimè, abusivamente, dove vi sono minori o vi sono disabili, chiaramente in quel caso anche la prefettura ha necessità di trovare degli immobili dove andare a collocare tali persone, e quindi spesso noi mettiamo a disposizione beni confiscati alla mafia. Questo per quel che riguarda i piccoli appartamenti, mentre invece quando si tratta di appartamenti un po' più ampi dobbiamo distinguere. Ci sono delle casistiche in cui purtroppo gli immobili non hanno né l'abitabilità né l'agibilità, perché succede che sono stati costruiti abusivamente, oppure semplicemente che al catasto a noi risulta che si tratta di un primo piano e in realtà è una villa di 4 piani. Caspita. Perché purtroppo succede anche questo. Allora in queste ipotesi purtroppo non possiamo assegnarli per la gran parte delle attività, per esempio non ci si può vivere, però li abbiamo dati in questo caso alle associazioni di carabinieri in pensione, alle associazioni di finanzieri in pensione, anche per dare un presidio, cioè per dare la possibilità comunque ad un quartiere di avere un presidio anche di legalità, che ci è sembrata una scelta Quindi corretta. importante, perché da una parte come dire, il riutilizzo è per l'edilizia popolare, i piccoli, piccoli e medi, e poi gli altri invece anche per le associazioni e per... In tanti casi anche a dei ragazzi che la utilizzano come aula studio, altre volte come sala prove per la musica. Ci sono tanti casi, associazioni che si occupano di vini. L'importante è che abbiano comunque uno scopo, chiaramente, che sia tutto totalmente a titolo gratuito. Ci sono anche delle associazioni italo-rumene che si occupano di rapporti con gli stati esteri. L'importante appunto è dare un servizio alla cittadinanza. E quello che fa Catania potrebbero farlo altre città. Sì, siamo già in contatto per esempio con la collega assessora del comune di Palermo, che anche lei appunto è assessore ai beni confiscati dalla mafia, è una cara amica, e con cui ci stiamo scambiando appunto delle informazioni proprio per fare in modo che Catania e Palermo comunque in Sicilia siano i comuni capofila in questo settore. Devo dire che il nostro modello è stato già anche oggetto di un convegno, quello che si è tenuto proprio all'Empire, dove sono stati presenti, che ringrazio chiaramente, non solo il direttore dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati dalla Mafia, che è giunto a Catania appositamente per questo convegno, ma anche tanti esperti accademici di università non siciliane che hanno voluto esportare il nostro modello. Bene, complimenti davvero all'assessore Viviana Lombardo. Catania una volta tanto diventa modello a livello nazionale, oltre che regionale naturalmente. Ci interessa molto questo rapporto di collaborazione con Palermo, perché è significativo che l'intera regione in qualche modo reagisca anche così. Quindi i beni confiscati alle mafie e alla criminalità organizzata possono essere, abbiamo la conferma, riutilizzati in maniera proficua e per il bene della comunità, e non lasciati perdere come purtroppo tante volte è capitato. Grazie, buon lavoro. Noi adesso facciamo una breve pausa e poi tra poco parleremo invece della scure di Legambiente sulle nostre spiagge. Non ci hanno lasciato più neanche una bandierina, una volta ne avevamo diverse, adesso niente, ma andiamo a vedere perché e che cosa si può fare. State con noi, buongiorno Sicilia. Siamo con un'altra ospite, Viola Sorbello, presidente di Legambiente Catania, benvenuta, grazie per essere con noi. Ci avete bocciato, voi e il touring, non abbiamo più 5 vele da nessuna parte nelle nostre spiagge, nei nostri mari. Ma che è successo? Ma questo però deve servire, questi report servono per migliorare. Ecco. Sono report che chiaramente fotografano una realtà che è triste, però devono servire veramente per cambiare. I nostri fiori all'occhiello erano soprattutto due, Pantelleria e Salina. Va bene? Sì. Cucci, ho letto stamattina sui quotidiani, che è un collega giornalista famoso, sportivo, no? Cucci ha protestato perché lui è commissario del parco di Pantelleria e ha detto che la vostra è una decisione politica. Ah, guarda, allora, in realtà
c'è la politica, nel senso che anche la politica delle spiagge è una politica, nel senso inteso come scelta di campo. Allora, se Pantelleria non bada al consumo del suolo e costruisce e non, diciamo, eliminare verdi, non la possiamo promuovere. Dica al... La risposta gliel'ha data lei. Salina, che è successo? Santa Marina di Salina ha perso una vela, passa da 5 a 4. Passa da 5 a 4, ma qua infatti ecco, è bene dire che si sono perse delle vele, che non ce n'è nessuna costa che ne abbia 5 in Sicilia, è veramente grave, perché la Sardegna, che si sa che vabbè, la Sardegna è un posto da questo punto di vista fantastico, eccetera, però guardate anche la Campania e la Puglia che quest'anno hanno acquisito un sacco di vele. Si vede che la politica ha lavorato bene. Facciamo propaganda alle altre regioni: Pollica nel Cilento Campana, come diceva lei, Acciaroli, Pioppi, Nardò nel Salento pugliese, invece. La Puglia sta andando benissimo sotto ogni profilo, ma voglio fare una precisazione, perché spesso si confondono le vele, l'assegnazione delle vele con la qualità dell'acqua. Quella c'è pure, ma i parametri che si tengono in considerazione sono due: sono l'aspetto ambientale, ma anche l'aspetto dell'accoglienza turistica. Quindi si valutano proprio anche fattori che riguardano, che ne so, la qualità del cibo, la qualità dei servizi ai turisti e dunque ci possono essere le spiagge bellissime, le spiagge pulitissime in Sicilia, però che non rispondono ai parametri della sostenibilità o dell'accoglienza turistica. Per esempio la mobilità, l'energia, la gestione dei rifiuti, le attività turistiche, il rispetto della biodiversità e anche l'uso del suolo. Pantelleria non ha fatto, cioè ha concesso delle edificazioni che non andavano nella nostra ottica, chiaramente, che è un'ottica di salvaguardia poi comunque dell'intero paese. Il consumo del suolo è una grave, diciamo così, attività che purtroppo noi non possiamo promuovere. D'accordo, diciamo che i parametri sono vastissimi, qua ne leggo, lei ne ha già detti diversi, ma energia, rifiuti, tema, come dire, dito nella piaga, sicurezza alimentare, produzione e così. Però questa è la prima volta che capita che come dire, questa bocciatura. Ma sì. Che è successo? Perché eravamo così prima. Succede che la politica siciliana, a livello sia regionale che a livello locale, non tiene conto dei parametri di sostenibilità. Ci tiene di più ad accogliere il turista, così anche mordi e fuggi, il turista che viene e spende, piuttosto che fare un lavoro vero, fare un lavoro appunto legato a un'accoglienza, diciamo, più completa, anche nel lungo periodo. Io, guardi, voglio dare una buona notizia, e così si capisce anche la differenza tra la buona pratica e la pratica che buona non è. Le buone notizie che sono due, nel senso che sono state date delle menzioni speciali a due spiagge che sono una che si trova nel comune di Carini, una che si trova nel comune di Carini, per cui è stata data una menzione speciale, perché il comune di Carini si è molto impegnato nella salvaguardia dell'integrità del paesaggio, come dimostrando con i fatti una lotta all'abusivismo edilizio. Beh, questo è importante. Il comune di Carini, e quindi che cosa ha avuto? Una menzione speciale? Ha avuto una menzione speciale, non ha avuto vele, ora non so se ne ha avute o se non ne ha avute, ma certamente ha avuto una menzione speciale da parte di Legambiente, perché ha fatto una lotta vera all'abusivismo edilizio. Non può ricevere delle vele una spiaggia che, per esempio, può essere bella, l'acqua può essere pulita, offre un servizio per i turisti, però poi ha delle case abusive con ordine di demolizione che il comune non fa demolire. Ci dispiace, fino a che accade questo non possiamo dare vele. Allora, Carini promossa, poi l'altra menzione speciale
non voglio essere autoreferenziale, ma va all'isola di Lampedusa. L'isola di Lampedusa ha una ottima gestione nella spiaggia dell'Isola dei Conigli, che non a caso è stata dichiarata la spiaggia più bella d'Europa, è gestita, ha una menzione speciale perché è gestita con criteri di sostenibilità, è una riserva naturale. In questa spiaggia nidifica la tartaruga carretta carretta, ma poi la intelligenza di chi l'ha gestita, poi vi dico chi la gestisce la riserva naturale orientata dell'Isola dei Conigli. Non ci tenga col fiato sospeso. No, ve lo voglio dire alla fine. Siccome c'è un problema di overtourism in moltissime spiagge siciliane, insomma italiane, la prima spiaggia che è stata in grado di gestire con un sistema di prenotazioni la spiaggia è stata proprio la spiaggia dell'Isola dei Conigli, nella riserva gestita da Legambiente Sicilia. Ho detto la cosa finale, gestita da Legambiente Sicilia. Però. Siccome è stato spiegato e viene spiegato che queste strategie di contingentamento del turismo, dell'accesso in spiaggia, è stato spiegato che per la salvaguardia della natura, della biodiversità, della nidificazione della carretta carretta, nessuno si è lamentato del fatto che è stata la prima spiaggia nella quale si accede attraverso delle prenotazioni. Perché non ci può essere in troppi, perché una spiaggia non è sostenibile, una spiaggia affollata. La carretta carretta non torna Noi l'abbiamo più. ripresa più volte le tartarughe carretta, che proprio lì. Fra l'altro lì noi facciamo anche dei campi di lavoro per i giovani che possono vivere questa esperienza indimenticabile, nella quale appunto vengono coinvolti nella gestione della riserva e anche nella salvaguardia delle tartarughe che vengono salvate a volte dal fatto che ingeriscono del materiale plastico, eccetera, eccetera. L'anno prossimo ce la faremo a avere... lo deve dire a chi gestisce queste cose. Noi non regaliamo niente, ma no, perché vogliamo che la Sicilia... Guardate, la Sicilia si dicono sempre le stesse cose che sono alla fine trite e ritrite, sembrano banali, però veramente noi abbiamo una miniera d'oro in mano. E non la sappiamo ben utilizzare, è un vero peccato. Quindi, da dove si parte? Dalla sostenibilità ambientale. Bisogna tenere, rispettare in primo luogo la natura della spiaggia, la biodiversità, rispettare l'ambiente della spiaggia e poi dopo anche, per carità, l'accoglienza turistica, ma sempre in modo compatibile. Fra l'altro, guardate, il turismo, questo qua di massa, non solo rovina, distrugge, ma secondo me anche a livello economico non ha un ritorno vero. Non ha un ritorno vero. È perché è un turismo usa e getta, un turismo non di qualità. Voi adesso, tutto il gruppo dirigente, lanciate le vostre frecce dalla nuova sede, è vero? Lanciamo le nostre frecce dalla nuova sede. Abbiamo una nuova sede a Catania, in piazza Cavour, all'interno di un bellissimo contesto che è la Villa Vagliasini, che è una villa dell'architetto Fichera. Quindi l'abbiamo inaugurata in questo fine settimana, abbiamo fatto 2 giorni di eventi dedicati. È aperta, no? Cioè uno spazio aperto alla città. È uno spazio aperto alla città. Chiunque volesse riunirsi, studiare, i giovani per esempio, studiare lì, è uno spazio aperto sicuramente, è nelle nostre corde, nella nostra politica, ci mancherebbe altro, anzi proprio noi vogliamo essere e siamo già per tutti, per la città. Bene, grazie malgrado le bocciature che ci avete dato. Le bocciature sono sempre uno sprone. Questo non ce lo dicevano quando eravamo a scuola. È una musica che conosciamo, ma speriamo davvero che abbiano effetto, detta la Legambiente, che insomma ha tutti i numeri per farlo. Viola Sorbello, presidente di Legambiente Catania, buon lavoro nella nuova sede. Tra l'altro adesso noi facciamo una pausa e poi ci occuperemo di beni culturali che sono vicini, molto vicini ai beni ambientali. State con noi, buongiorno Sicilia.
Allora, buongiorno Sicilia, abbiamo un altro ospite, il professor Daniele Malfitana, archeologo, che è direttore della scuola di specializzazione di beni archeologici dell'Università di Catania. Vi do subito due notizie apparentemente paradossali, cioè è stato nominato direttore, premessa, noi abbiamo grande stima nei confronti degli agronomi e degli ingegneri, che sta a evitare guai successivi, ma come dire, direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della villa di Piazza Armerina è stato appena nominato un agronomo, così come sovrintendente di Siracusa, con tutte le cose che conosciamo bellissime di Siracusa, un ingegnere. Come mai? Allora, come mai? Intanto grazie per l'ospitalità e per poter avviare una riflessione su questo tema, che è davvero un tema importante. Va subito chiarito, lei lo ha detto, nulla contro gli agronomi, nulla contro gli ingegneri. Massima stima. Qui si tratta semplicemente, la mia riflessione di ieri nasceva da questa considerazione, cioè noi dobbiamo necessariamente valorizzare le competenze che abbiamo per le strutture che hanno una particolare specificità nel nostro sistema. Io mi riferisco in particolare al tema dei parchi archeologici siciliani, di ben 14 parchi archeologici siciliani che hanno delle proprie specificità. Allora, dove sta il vulnus, direi? Il vulnus è un vulnus puramente legislativo, perché una legge regionale del 2000, di quasi 24 anni fa, anzi di 24 anni fa, la legge regionale 10, a un certo punto, nel provare a creare un riassetto della macchina amministrativa della regione, creò il ruolo del dirigente unico, cioè una sorta di grande contenitore all'interno del quale ci stanno tutti i dirigenti della regione Sicilia. Cosa accade? Accade che nel momento in cui l'assessorato regionale ai beni culturali, in questo caso, deve procedere alla nomina perché è scaduto il mandato del precedente direttore, perché è andato in quiescenza e così via, emana un atto di interpello e chi si sente pronto, preparato per ricoprire quel ruolo apicale presenta la propria candidatura. Il direttore, non dimentichiamo, è scelto il direttore di un parco è scelto dall'assessore regionale ai beni culturali e dell'identità siciliana. Ora, la riflessione che facevo ieri sul quotidiano La Sicilia, io sono grato anche al direttore Piranio per l'ospitalità che ci dà sempre, proprio per queste riflessioni che facciamo, è quello di provare a sensibilizzare la politica, perché la politica deve in qualche maniera innovare normativamente. Cosa si può fare? Allora, quello che io ho prospettato ieri in questa mia nota è quella di dire: ma proviamo a modificare un po' il sistema, ma questo lo deve fare davvero la politica. Per capirci, lei immagino propone che ci siano degli archeologi in questi incarichi. Allora io sì, propongo chiaramente che ci siano degli archeologi, però questo potrebbe, come dire, essere preso come una difesa della categoria. Sono un archeologo e quindi... Allora noi dobbiamo invece ragionare su una prospettiva diversa, cioè dobbiamo ragionare sulla specificità della struttura di un parco archeologico che ha un caleidoscopio di elementi, di competenze, di specificità al suo interno che riguardano certamente in grande parte l'archeologia, ma che riguardano l'architettura, che riguardano la biodiversità, che riguardano tanti di quegli elementi, dunque di carattere fortemente multidisciplinare, per cui a quel punto quello che io ho scritto è che si richiede una figura davvero multidisciplinare, multitasking diremmo oggi con termine moderno, perché il parco archeologico, non dimentichiamo, è dotato per legge di una autonomia gestionale e finanziaria, cioè chi è il direttore del parco ha la possibilità di gestire le risorse strumentali, finanziarie, gli introiti appunto, che accedono al parco. Allora non è indispensabile, ascoltando lei, che siano ma infatti archeologi. Quello che io vado sostenendo e che è un messaggio che ho passato un po' sul giornale ieri e che secondo me la classe politica deve in qualche maniera provare a recepire, è di giungere alla nomina di un direttore di un parco attraverso una regolare procedura concorsuale, dove ci sia una valutazione comparativa dei candidati, dove ovviamente
ovviamente l'archeologo sarà presente, dove saranno presenti probabilmente anche esperti di economia, di management e di altro, ma che abbiano però e che dimostrino ad una commissione di valutazione di aver avuto a che fare con il tema del patrimonio culturale nella sua diversità di gestione, di organizzazione, di ricerca, perché non dimentichiamo che il parco è tutela, è conoscenza, è valorizzazione, ma è anche ricerca. E questo eventuale cambiamento dovrebbe farlo la Regione? Questo eventuale cambiamento lo deve fare assolutamente la politica, lo deve fare l'Assemblea regionale siciliana, legiferando su questo tema, perché io credo che sia, d'altra parte non dimentichiamo che per Costituzione si accede alle cariche soprattutto apicali attraverso delle procedure concorsuali. Certo. No? Oh, professore, adesso parliamo di cose più piacevoli. Ci fa un po' sognare, riepilogando i parchi siciliani? Allora, la legge istitutiva dei parchi è la legge del 2000, anche questa, una legge, devo dire, di grande avanguardia, fu varata nel 2000 e fu scelto come caso campione, come primo parco istitutivo, il parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, un parco straordinario, fantastico. Da lì a poco si sarebbero dovuti istituire gli altri parchi. In realtà la lentezza un po' burocratica fece andare avanti per lungo tempo, molte strutture non rimasero di fatto costituiti, fino a quando l'ultimo governo della regione decise a un certo punto di varare gli altri 13 parchi. Oggi abbiamo ben 14 parchi dalla Sicilia occidentale alla Sicilia orientale, settentrionale e meridionale. La specificità di questi parchi è, come dicevo poc'anzi, che sono parchi archeologici, ma se prendiamo una realtà che abbiamo sotto i nostri occhi, Catania è dotato di un parco archeologico di Catania e della Valle delle Aci, quindi che interessa il patrimonio archeologico della città di Catania, che tutti noi conosciamo, e allo stesso modo interessa il patrimonio della città contemporanea che vive sulla città antica. Quindi ecco, quando io parlo di interdisciplinarità, di multidisciplinarità all'interno della gestione di un parco, perché chi andrà a gestire quel parco avrà a che fare con l'archeologia, ma avrà a che fare con l'architettura, con l'ingegneria, con specificità, traffico urbano. Anche col traffico urbano, che incide non poco, no? Nella valutazione anche della fruizione degli spazi. Come decidere come muoversi. E quindi questo significa, come dire, competenze multidisciplinari. Questo significa competenze multidisciplinari. Un po', se permette, anche la figura non solo dell'archeologo, ma che comprende... Assolutamente, ma d'altra parte non dimentichiamo che oggi l'archeologia, io sono un archeologo ovviamente, ma bisogna sempre più adattarsi ai tempi, e l'archeologia oggi non è più quella che si faceva 50 anni fa, ma è un'archeologia che ha a che fare con il mondo delle nuove tecnologie, con tante altre elementi, come dire, di innovazione, per cui si chiede una figura davvero innovativa. Per chiudere, professore, quali saranno i prossimi parchi che devono avere nuovi incarichi? Vediamo. I prossimi parchi, guardi, non so esattamente la scadenza dei prossimi parchi, però io mi auguro davvero che questa riflessione, anche questa breve riflessione che stiamo facendo qui con lei oggi, serva un po' per sensibilizzare la classe politica su un tema importante, che è quello della valorizzazione delle competenze, che siano di archeologi o di altre figure. È importante che le competenze siano valorizzate, ma che si vada soprattutto, ed è quello che è un altro vulnus importante della nostra regione, che si vada soprattutto a procedure concorsuali che immettano nuova linfa. Dirigo una scuola di specializzazione che ogni anno mette fuori sul mercato, diremmo, 30 studenti, 30 allievi specializzati in archeologia, che poi sono costretti o andare fuori perché qui non ci sono le possibilità. Sarebbe bello che potessero partecipare, per esempio, a concorsi che lei in qualche modo auspica. Speriamo che vada così. Grazie al professor Malfitana, direttore della scuola di specializzazione dei beni archeologici dell'Università di Catania. E adesso noi ci guardiamo insieme le pillole dell'Almanacco. Buongiorno Sicilia. Il 25 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale del marittimo.
La Confederazione Italiana degli Armatori, nota anche come Confitarma, si unisce alle celebrazioni per rendere omaggio alle lavoratrici e ai lavoratori del settore che quotidianamente svolgono un ruolo strategico per assicurare l'operatività delle navi e quindi garantire il trasporto di passeggeri e il commercio internazionale. Sapete come si chiama l'acceleratore di particelle più grande e potente mai costruito? Si chiama Large Hadron Collider e in poco più di 15 anni di carriera ha dimostrato l'esistenza del bosone di Higgs e battuto tutti i record di energia per le collisioni tra particelle. Ma al CERN di Ginevra c'è già chi pensa al futuro ed un nuovo acceleratore è in fase di costruzione e dovrebbe raggiungere la lunghezza di 91 km contro i 27 del precedente. Abbiamo bisogno di lunghezze così vaste per raggiungere il nostro Marco Amato, che sarà alle prese con il suo caffè. Vediamo un po', eccolo qua, sì, è vero, con una tazzina sempre più sofisticata. Buongiorno Sicilia, buongiorno Marco. Buongiorno Michele, buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. E beh sì, è abbastanza sofisticata, è raffinata, è una Rochal, l'ho trovata alquanto adatta perché oggi volevo parlare di alcune nozze, dei fiori d'arancio molto speciali, molto particolari, per cui mi sembrava carino rendere omaggio agli sposi con un qualcosa di molto più raffinato del solito. Come no? Viva gli sposi! Viva gli sposi, sempre! Allora, vi racconto di questi fiori d'arancio velocemente. Sono quelli di Diletta Leotta, catanese, bellissima e nota perché è giornalista televisiva, che si sposa con Carius, Loris Carius, un portiere quindi del mondo calcistico. Assolutamente una bellissima coppia a vedersi, luminosa, direi, luminosa tanto quanto il sole di Diletta e Leone e la luna brillante e misteriosa di Loris in Cancro danno tutti gli effetti di luce possibili e immaginabili. Ebbene, l'unione tra il segno della luna e quello del sole genera luce. Vedete, Cancro e Leone sono gli unici due segni zodiacali retti semplicemente dai luminari. I luminari sono Sole e Luna e non sono pianeti in astrologia, proprio perché il Sole determina sempre l'appartenenza a un segno zodiacale, rappresenta l'io. La Luna, in quanto riflette le energie solari, rappresenta il modo di vedersi. Quindi Sole e Luna hanno un comportamento completamente differente nello zodiaco da quelli che possono essere Marte, Giove, Urano e gli archetipi funzionali e così via. Il Terasia di Vulcano, un bellissimo posto che tra l'altro ho nel cuore, che amo e saluto, è stato il teatro di una carrellata di VIP che hanno assistito a questi fiori d'arancio, a queste nozze un po' speciali, quindi auguri e viva gli sposi. Oggi luna in Acquario, una luna un po' svogliata oggi nel segno d'aria della fantasia, ma che proprio si vuole permettere quello che è il lusso uraniano, ovvero quello di non scegliere. Il dio Urano fu l'unico nell'Olimpo che decise di non avere a che fare con le cose né umane né divine e si ritirò in quello che era il suo regno, l'Empireo, il regno delle stelle, l'arte di Urania del resto e l'arte dell'astrologia. Urano fu l'unico dio che si permise il lusso di non operare. E beh, questa è la caratteristica della luna di oggi, che influirà soprattutto sui segni d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, un po' anche sui fuoco, ma Ariete e Leone non ci stanno e vogliono fare. Lo zodiaco direbbe meglio di no. Più cauto il Sagittario, che invece aspetta ancora l'occasione giusta. I Terra assolutamente rallentati da questa luna così dinamica, soprattutto Toro e Capricorno, che non vedono di buon occhio determinati movimenti un po' troppo veloci per i loro gusti. Seppure la Vergine vorrebbe delle accelerazioni, invece dovranno essere corali rispetto ad una compagine di persone con cui avere a che fare, quindi pazientate un po'. Per ultimi gli Acqua, che stanno godendo di un momento zodiacale assolutamente favorevole, soprattutto il Cancro, che sta stupendo tutti con
quella Venere, quel Sole e quel Mercurio, che sono assolutamente veloci e capaci di portare delle novità affettive, come anche allo Scorpione portano nuove idee, anche se un po' di stanchezza in questo momento, e i Pesci, che sono sempre alla ricerca di qualcosa e che si sacrificano un po' più degli altri per trovare la quadra in delle equazioni un po' complicate da risolvere. E detto questo, vi auguro una splendida giornata e buongiorno Sicilia e viva gli sposi. Buon caffè, viva gli sposi e buona giornata a te. Angelo, abbiamo qualcosa ancora sui giornali da guardare? Sì, una cosa curiosa, visto il periodo, siamo in estate, il gelato, il grande freddo da tempo non è più soltanto un dolce rinfrescante estivo, ma un sano alimento rivisitato anche dai grandi cuochi, e c'è chi gioca con il pistacchio, le nocciole, riducendo i grassi, e chi rilancia i tradizionali gusti alla frutta senza zucchero. Insomma, detta a noi siciliani queste cose. Ci sta, no? Ci stanno più che bene. Facciamo un salto indietro nel passato, il 25 giugno del 1949, una lepre grigia e bianca, grande mangiatrice di carote, con un carattere un po' indisponente ma molto simpatica, ecco, e lì in mezzo dovrebbe esserci. Sì. Debutta nel cinema affiancando i personaggi di Looney Tunes e Bugs Bunny, quasi sempre scambiato per un coniglio. Non è un coniglio, è una lepre, non lo sapevo, a tutt'oggi una grande icona dei cartoni animati. Sempre il 25 giugno però del 1950 la Corea del Nord invade quella del Sud, inizia una guerra che ha spaventato il mondo, perché naturalmente il terrore che cominciasse di nuovo un'altra guerra mondiale. Per fortuna poi 3 anni dopo tutto si ferma e si crea la divisione delle due Coree lungo il famoso 38° parallelo. 25 giugno del 1991 la Croazia e la Slovenia dichiarano la loro indipendenza dalla Jugoslavia. È uno dei fatti salienti della disgregazione della Repubblica Federale Jugoslava, costituita fino ad allora da Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia e Erzegovina, Montenegro e Macedonia. Poi il 25 luglio del 2012 inizia la cerimonia per la posa dell'ultima trave d'acciaio del grattacielo World Trade Center. La città di New York fa risorgere nello stesso luogo il centro immobiliare oggetto del terribile attentato dell'11 settembre del 2001. L'inaugurazione del centro avverrà nell'ottobre dell'anno successivo. Andiamo al 1943, quando nasce il professore, eccolo qua, Roberto Vecchioni, cantautore, paroliere, scrittore di grande spessore. In carriera ha conquistato 2 premi Tenco, quest'anno ha fatto il suo ritorno a Sanremo nella serata cover, grazie all'invito della giovane cantante Alfa. Insieme cantano Sogna ragazzo sogna, un vecchio successo del 99 di Vecchioni, è una lezione di vita, un appello ai giovani a non arrendersi alle difficoltà della vita, un manifesto a credere in se stessi, ispirato da una poesia di un compositore turco intitolato Alla vita. E noi con questo vi lasciamo. Sogna ragazzo sogna, sognate tutti voi, l'appuntamento è per domani. Buongiorno Sicilia, Roberto Vecchioni.